Buona giornata a tutti voi cari amici di Media News TV Europe. Oggi dedichiamo il nostro approfondimento allo sbarco dell'uomo sulla Luna per la ricorrenza dei 50 anni dall'eccezionale evento storico con la conquista del satellite lunare. La conquista della Luna, diciamo la verità, segnò l'apice della corsa allo spazio tra Stati Uniti ed Unione Sovietica, cominciata il 4 ottobre del 1957 con il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1, e il 3 novembre successivo con lo Sputnik 2, che portò nello spazio il primo essere vivente, la cagnetta Laika. Erano gli anni della guerra fredda e la sfida tra le due potenze non era evidentemente solo tecnologica. Scossi dai successi sovietici, gli Stati Uniti puntarono sul progetto Vanguard, ma il 6 dicembre del 1957 il lancio fallì. Il primo satellite americano, l'Explorer 1, volò il 31 gennaio del 1958 con il razzo Jupiter C. Lo aveva costruito l'ingegnere tedesco passato agli Stati Uniti Wernher von Braun, che il 29 luglio del 1958 diventò il capo della NASA, la neonata Agenzia Spaziale Americana. Il 12 aprile 1961 il sovietico Yuri Gagarin fu il primo uomo a volare in orbita. Il 5 maggio dello stesso anno l'americano Alan Shepard affrontò un volo suborbitale e 20 giorni dopo il presidente John Kennedy annunciò al Congresso di voler portare l'uomo sulla Luna in 10 anni con il programma Apollo. La sfida fu vinta dagli Stati Uniti quando il 20 luglio del 1969 Neil Armstrong aprì il portellone della navicella e discese lentamente gli scalini che lo separavano dal suolo lunare. Un piccolo passo per l'uomo, disse, un grande balzo per l'umanità. L'impronta dello stivale di Buzz Aldrin è una delle immagini più evocative dell'impresa lunare. Quella frontiera è stata varcata dall'uomo, una meta che pareva utopistica e irraggiungibile è diventata invece possibile. Da lassù la Terra pareva piccolissima, un puntino nell'universo, e da qua giù il nostro satellite celeste sortiva il medesimo stupore in ciascun uomo, in ciascuna donna, in ciascun bambino di ogni nazione, per un giorno uguali ed uniti. Ma vediamo insieme le tappe della missione Apollo 11, dal lancio da Cape Canaveral al rientro nell'Oceano Pacifico in un'impresa durata 8 giorni che tenne il mondo col fiato sospeso. Il 16 luglio 1969 sono le 9:32, 15:32 ora italiana, quando il razzo vettore Saturn V viene lanciato verso la Luna con la navetta Apollo dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. La velocità media è di 3.700 km/h. A bordo della navetta gli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, rispettivamente comandante, pilota del modulo lunare Aquila e pilota del modulo di comando Columbia. Sabato 19 luglio l'ingresso nell'orbita lunare. Il 20 luglio, mentre Collins resta sul modulo di comando, Armstrong e Aldrin entrano nella navicella Aquila. Alla 13ª orbita lunare i due moduli si separano e Aquila comincia la discesa. Durante il sorvolo sul mare della tranquillità, Armstrong passa ai comandi manuali e alle 22:17 ora italiana comunica alla NASA: Aquila è atterrata. Scende dalla scaletta 6 ore dopo, alle 4:25 del 21 luglio. Dopo 18 minuti esce anche Aldrin. Raccolgono 22 kg di frammenti lunari, lasciando una targa con le loro firme e quella del presidente Richard Nixon. Il 24 luglio il rientro sulla Terra con l'ammaraggio. Gli astronauti hanno trascorso in totale sulla superficie lunare 21 ore, ma l'esplorazione durò solo 2 ore e mezzo. Poi Armstrong e Aldrin utilizzarono lo stadio di ascesa di Eagle per lasciare la superficie lunare e ricongiungersi con il modulo di comando. Il 24 luglio alle 16:50 nel meridiano di Greenwich l'ammaraggio nel Pacifico. Una portaerei della Marina statunitense li trasferì a Houston, dove li attendevano 18 giorni di isolamento. I medici dovevano infatti verificare se avevano portato germi nocivi dalla Luna. Si dimostrarono invece in perfetta forma. Grazie a tutti per la cortese attenzione, da Renato Scanu e dalla redazione di Media News TV. A tutti voi la più cordiale buona giornata.